Buonasera, Pierfrancesco Bellini da Portoviro. Stasera siamo qui a presentare un'iniziativa tanto particolare, poi io alla fine per trovare una risposta dovrò fare ai nostri ospiti la domanda più semplice e banale, in modo che diamo a tutti la possibilità di capire di cosa si tratta. Alpha Block Elite si presenta questa sera e presenta il suo progetto innovativo, un sogno legato al mondo delle criptovalute e del blockchain. Abbiamo con noi Marco, partiamo da Marco che gioca in casa, Marco Quadretti. Buonasera Marco. Buonasera. Buonasera. E partiamo da Marco che gioca in casa perché è di Portoviro e hai portato nel tuo paese questa iniziativa. La domanda che farò poi, dimmi tu a chi, ma cosa sono le criptovalute? Lo spieghiamo una volta per tutte? Certamente, allora noi, come abbiamo appena detto, siamo all'interno di questo progetto Alpha Block che abbiamo appena lanciato da un paio di mesi. Noi siamo in 4 persone con Mario, Paolo e Andrea. Per quanto riguarda tutta la parte relativa alle basi, quindi la blockchain, le criptovalute, cos'è Bitcoin, che sono le domande principali, noi abbiamo Mario che si occupa di tutta questa fase. Io sono la persona che si occupa della sicurezza, perché comunque in questo mondo di password e tecnologia c'è la sicurezza, mentre Paolo e Andre sono le persone che si occupano dell'analisi tecnica delle monete. Quindi per questo noi lasciamo la parola a Mario. Mario Mastrolilli, ma cos'è un Bitcoin? Io arrivo, non so niente, ma non so veramente niente, o poco. Cos'è un Bitcoin? Un po' ho studiato, vedi qua c'ho le carte. Allora, sicuramente non è facile dire in 4 parole cos'è un Bitcoin, perché... Te ne do 3. Benissimo, ancora più difficile, dai. Però il Bitcoin è una valuta digitale che parte da un'ideologia, ossia quella della decentralizzazione. L'idea è quella di togliere gli intermediari, togliere gli enti centralizzati che comandano la finanza e, diciamo, la vita di tutti noi, per andare verso un qualcosa di più sostenibile, qualcosa di più personale e autonomo. E questa è un'idea. Il Bitcoin nella realtà invece è una valuta digitale creata nel 2019 da un anonimo. 2009 da un anonimo che ha prodotto questa valuta per dare il potere alla gente di scambiare valuta senza essere dipendenti dalla centralizzazione. Non è semplicissimo entrare in questo mondo, però una volta che uno c'è dentro magari riesce anche a capire dei meccanismi, e voi siete in pratica, fate il compito fra virgolette di una scuola. Esattamente. Chi è che mi spiega questo passaggio? Ma se vuoi continuo io, allora. Noi di fatto, io sono il formatore della situazione, diciamo, per cui di fatto la nostra scuola ha l'idea di portare la gente ad essere autonoma e consapevole di quello che si va a fare, perché è un mondo bellissimo, è un mondo in espansione, è un mondo spettacolare che però ha i suoi rischi, questo noi lo diciamo e siamo espliciti su questo, e più una cosa è rischiosa, più va conosciuta per poter utilizzarla. Quindi l'occasione stasera è di spiegare questo mondo, di spiegare questa vostra idea che sta già cominciando a riscuotere un discreto successo e numerose adesioni, e speriamo che sia propizia per il prosieguo della vostra attività. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Grazie, buona serata.